Buonasera e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Si sono ritrovati sulla spiaggia di Cefalù in provincia di Palermo. Alcuni erano vestiti da Babbo Natale mentre altri portavano il cappellino natalizio. Erano circa una ventina, così a un segnale, si sono tuffati tutti in mare per salutare l'anno che finisce e accogliere quello che comincia. In una giornata luminosa il sole ha attenuato i rigori dell'allegra nuotata. La Sicilia si conferma ancora una volta protagonista al Superenalotto. Nell'ultimo concorso sono stati centrati 2,5 del valore di 32.226 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono state convalidate al Coffee Break in via Porta Agrigento e nella tabaccheria di via Vittorio Emanuele a Lipari in provincia di Messina. Nel frattempo il jackpot è arrivato a quota 339 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. La città di Mazara del Vallo piange l'artista Gaetano Salerno, morto a 67 anni, e conosciuto a livello internazionale per la sua pittura contemporanea straordinariamente ricca. I funerali sono in programma per lunedì 2 gennaio alle ore 15 nella chiesa Cristo Re, mentre la camera ardente è stata allestita nella sala mortuaria dell'ospedale di Castelvetrano. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, l'inizio del 2023 lascia ben sperare. Per Capodanno il cielo sarà sereno su tutta la Sicilia. Domani, 1 gennaio 2023, il sole splenderà su tutta l'isola. Nella mattinata, qualche nuvola passeggera toglierà spazio al sole nel territorio agrigentino e siracusano, senza compromettere però il bel tempo che inaugurerà il nuovo anno. Temperature più elevate a Trapani e Siracusa con massimi di 19 gradi. Tutta la redazione di New Sicilia vi auguro un felice anno nuovo. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 2 gennaio alle ore 10. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.